Ciao a te che mi stai ascoltando, ti do il benvenuto su mattoscacco.com. Questo video è il primo di una serie di 4 dove parleremo di schemi di analisi, ovvero in che modo durante il calcolo di una posizione noi scegliamo una mossa di giocare una mossa rispetto all'altra. Quindi come scegliamo la nostra mossa candidata? Abbiamo 4 modi per poterci arrivare. A volte è necessario utilizzare un metodo piuttosto che l'altro, delle volte è necessario utilizzarne più di uno. Insomma, questi metodi hanno dei pro e contro e adesso andremo ad analizzare il primo schema di analisi. Il primo si chiama stabilire le priorità. Questo è molto adottato dai giocatori che sono in Zeitnot, in pratica che sono quei giocatori che sono a corto di tempo, succede spesso negli ultimi minuti delle partite, in cui il giocatore non ha tempo per poter analizzare tutte le candidate, perciò che cosa succede? Vede una mossa che ad intuito gli sembra molto buona, la guarda un attimino e poi la gioca, senza tenere conto di altre possibili candidate. Ecco, questa cosa qui viene spesso fatta dai principianti anche quando non sono a corto di tempo. Vedono una mossa, provano a vederla un attimino in profondità, un paio di mosse dopo, se vedono che va bene la giocano senza prendere in considerazione la possibilità che possano giocare delle mosse migliori. Questo è un errorino. Giocatori un po' più avanzati che cosa fanno? Anche loro si guardano una mossa, la prima che vedono pensano che sia l'intuito che lo suggerisce, quindi va giocata. Che cosa fanno? Guardano altre mosse, si convincono che quella è la migliore e alla fine giocano la prima che hanno adocchiato. Ecco, a volte non bisogna un po' affezionarsi troppo all'intuito, perché altrimenti si rischia di giocare una lampo quando abbiamo praticamente 2 ore a testa per finire la partita. Ecco, questo è una cosa che non bisogna fare. Ok, allora, questa partita che stai vedendo in questo schema è stata giocata tra due grandi K, ovvero col bianco abbiamo Kramnik e col nero Kasparov. Allora, il nero ha appena giocato torre da D8 a D4, con l'intento ovviamente di andare a raddoppiare le torri e a creare una buona e solida posizione. Il tratto è del bianco. Qui Kramnik era un po' a corto di tempo e che cosa ha fatto? È andato di intuito. Spesso accade ai gran maestri che loro ovviamente hanno un intuito molto più sviluppato del nostro e quindi riescono ad avere un'intuizione pazzesca. Qui la ebbe appunto Kramnik che appunto giocò alfiere per A6. Alfiere per A6 è una mossa veramente incredibile. Un attimino che fermo il programma. Allora, alfiere per A6. Ora ci sono tante possibilità, diciamo. Abbiamo donna per A6, alfiere per A6 e torre per D1. Il gioco alfiere per A6 e donna per A6 non sono molto buoni perché entrambi i giocatori perdono la qualità. Quindi, che cosa bisogna giocare? Qui giocò giustamente Kasparov giocò torre per D1. Quindi, a questo punto, che cosa si gioca? A questo punto si gioca torre per D1 e alfiere per A6. Ora noi ci troviamo in questa posizione. Ora, che cosa bisogna giocare per far sì che il bianco vada in vantaggio? Ora, probabilmente la posizione del bianco sì è buona, ma non vedo nulla di così importante. Sì, c'è un pedone passato che può andare a promozione e qui come suggerisce il software, quando c'è un pedone passato si consiglia di spingerlo sempre, anche perché se pedone A5 e donna per A5 segue cavallo C6 con un bel doppio. Ma però Kramnik vide questa mossa ancora migliore. Donna per B4.
Questa è ancora meglio, perché ora se donna per, segui cavallo con forchetta. Ora, appunto, l'unica alternativa se il nero non vuole perdere la donna per nulla è quella di cambiare. E ora chiunque di noi avrebbe giocato cavallo per, come ci suggerisce il nostro software. Infatti, cavallo per C6, re F8 e torre per D8. La regina rimane ancora qui perché non ci interessa. Cavallo per E8 e solo ora donna per, con un veramente vantaggio incredibile da parte del bianco. Ora a questo punto le mosse forzanti sono finite. Il bianco guardò oltre e vide che praticamente la partita era vinta. Il nero qui non sa veramente da dove cominciare, ha questa torre intrappolata, il cavallo inchiodato, l'alfiere che non può fare nulla, il re praticamente chiuso in un angolino e non si può muovere perché appena per esempio re e7 segue poi o cavallo c6 o comunque il gioco è molto buono per il bianco.